Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono questo segnale con veloce Corto Maltese che prende l'iniziativa. Numero All'esterno 3, subito Baltimora Coltwine di Trio, Casei in quarta ruota, sbagliato squalificato. Corto Maltese, Numero filtra, 4, attenti al lupo Corto dalla Maltese, seconda fila. squalificato. All'esterno Vischio Numero Holz, 2, poi Cabras Bellamente. di Casei, Al termine dei primi squalificato. 200 metri di corsa, lotta Numero furibonda 12, per il Beautiful comando. Day, squalificato. Con al comando Numero attenti al lupo 1, Vischio Holz Azteca che punta in Dimar, avanti. squalificato. Prova a ottenere il via libera e ci riesce. Da attenti al lupo se ne vanno così 400 metri di corsa in 29,4. All'esterno c'è subito Coltwine di Casei che prova a puntare in avanti, poi Zardei Baba a precedere bellamente, quindi via via gli altri con Dakota Grimm che ha preso ottima partenza. Sbaglia anche bellamente, intanto 600 metri in 44,2. 5 bellamente attacca Coltwine di squalificato. Casei che dà la bordata a Vischio Holz dopo 700 metri. Vischio che ribatte, se ne vanno Numero così 800 metri di 16, corsa Domingo in Bar, 58,5. squalificato. Vischio Holz al comando Coltwine di Casei che si deve adeguare al suo esterno, poi attenti al lupo che precede Zardei Baba, quindi Dakota Grimm, poi Cardoso DR a precedere Crisper, la metà gara in 1:13,3 con Vischio Holz che cammina al comando, attenti al lupo nella sua scia, Coltwine di Casei di fuori, si sposta dalla corda Zardei Baba in anticipo su Dakota Grimm e Cardoso DR, guadagna posizioni di dentro output pressure, così come prova a farlo anche Biscuit del Nord. 1:28,2 i primi 1200 metri di corsa, sulla curva di destra per l'ultima volta continua il comando Vischio Holz, Coltwine di Casei sempre allo scoperto avanti a Zardei Baba, la piegata di destra passata in 14,9, problemi per Crisper in coda al gruppo, Vischio Holz sempre in vantaggio, Coltwine di Casei che ora torna con maggior decisione all'attacco e va su Vischio Holz, sposta in terza corsia Zardei Baba, sta passando Coltwine di Casei dopo un miglio in 1:57,8, prova la strenua difesa Vischio Holz in corda, galoppa Coltwine di Casei e così Vischio ancora Numero davanti, sta 15, arrivando in terza Coltwine corsia di Casei, Cardoso DR squalificato. che prova ad andare su Zardei Baba, Vischio Holz ancora la corda, poi attenti al lupo in cerca di spazio, quindi Dakota Grimm e Biscuit del Nord, passa Cardoso DR a centropista nei confronti di Zardei Baba, al largo Dakota Grimm, Cardoso in fuga, Cardoso DR che vince nei confronti di Biscuit di Dakota Grimm. Al terzo finisce Zardei Baba, poi ancora Crisper e quindi Biscuit del Nord 29,8 ad arrivare, 1:14,1 il ragguaglio cronometrico preso sulla testa, vale meno per il 18 di Cardoso DR, la qualità dell'ultimo numero. Pietro Gubellini per il training di Fausto Barelli, colori della scuderia del Rinoceronte, la vittoria in questa Super Tris per Cardoso DR, al secondo Dakota Grimm, al terzo c'è Zardei Baba, poi ci sarebbe Crisper, bisogna capire se è stato squalificato oppure no, quindi Biscuit del Nord e poi attenti al lupo. Il successo è tutto per Cardoso DR, Pietro Gubellini, Fausto Barelli, i colori della scuderia del Rinoceronte. Gran successo del numero 18 in questa bellissima TQQ, vittoria di Pietro Gubellini e Cardoso DR.